Allora, siamo con Peppetto Pau Pilleri. Pilleri, visto che ho sbagliato. Peppetto Pau, sai chi era Peppetto Pau? Dai, Sai chi era Peppetto iniziamo Pau? da questo errore. Peppetto Pau era anche lui era un conservatore, però era il conservatore dell'antiquarium di Oristano, era un grande archeologo di Oristano, Peppetto Pau. Vabbè, allora dal grande archeologo passiamo al grande direttore della Cineteca Sarda. No. Tu invece preferisci No, non preferisco. conservatore, hai Io detto. sono il conservatore, curatore della Cineteca. Quindi conservatore perché conservi? Che cosa conservi nella Cineteca Sarda? Che Si chiama- cosa hai conservato finora? Il termine conservatore è un termine arcaico, antico, perché assimilava le cineteche ai musei e quindi come i direttori dei musei sono chiamati conservatori del museo, anche chi si occupa di film viene chiamato conservatore. In realtà adesso si usa molto di più il termine curatore, curatore, perché uno mica conserva soltanto, conserva e anche distribuisce, ovviamente. D'altra parte la Cineteca Sarda è sempre stata conosciuta come una cineteca di distribuzione, da Condennata, dal 66 Condennata, è una delle cineteche tra l'altro più vecchie in Italia e quindi da Condennata è sempre stata conosciuta come una cineteca di distribuzione, poco di conservazione e molto di distribuzione, però d'altra parte per distribuire bisogna anche conservare, se non conservi, se non raccogli e conservi non puoi neanche distribuire. Questo Tu Peppetto Pilleri, sei una sorta di istituzione nella Cineteca. Da quanto tempo lavori qua? è ormai da molto, io ho cominciato a lavorare in Cineteca dai primi anni 70, prima come collaboratore volontario perché alla fine degli anni 60, perché in Cineteca allora molti erano molti collaboratori volontari. Poi invece a un certo punto fecero un concorso perché alcuni operatori della Cineteca lasciarono la Cineteca e lasciarono il centro di servizi culturali dell'Umanitaria, perché la Cineteca è annessa al centro di servizi culturali di Cagliari dell'Umanitaria, noi siamo dipendenti infatti dell'Umanitaria di Milano. E allora fecero il concorso e entrai, perché allora l'Umanitaria era un ente pubblico e si entrava per concorso. Adesso invece siamo una fondazione privata e non accade più questo. Ma allora si facevano i concorsi e io feci il concorso e entrai ai primi anni 70, quindi Quanti anni? sono 40 anni. Insomma. 40 anni. Allora, vediamo se, Quasi 40 anni, insomma. se possiamo ripercorrere un po' la tua storia, che è praticamente la storia anche della Cineteca, no? Anzitutto qui quanto materiale c'è? Possiamo quantificare, dare qualche cifra, qualche numero? Qua c'è moltissimo materiale, anche perché ormai la nostra non è più una cineteca soltanto in pellicola. Noi siamo nati come cineteca in pellicola, ovviamente perché non esistevano i materiali elettronici. Nel 66, quando la Cineteca è nata come cineteca a passo ridotto, che era appunto il formato che si utilizzava per le attività culturali, il 16 mm. E quindi noi abbiamo acquisito negli anni moltissimo materiale a passo ridotto a 16 mm della storia del cinema. Allora per proiettare un film per un'attività culturale era l'unico modo quello del 16 mm, perché i film a 35 si potevano proiettare soltanto nelle sale cinematografiche, erano molto costosi e allora si noleggiavano o alla San Paolo Film o ad altri distributori commerciali i film a passo ridotto che potevano essere proiettati con piccoli proiettori anche in sale piccole. Allora il 16 mm era quello che veniva usato nelle scuole, che veniva usato nelle parrocchie, che veniva usato nelle sezioni di partito, dalle associazioni culturali, dai circoli del cinema. La Cineteca Sarda nacque perché, essendo noi in Sardegna, non era pensabile che noi affittassimo i film, che spesso quando venivano richiesti in continente arrivavano magari il giorno dopo che era stata fissata la proiezione, e allora la Cineteca cominciò a comprare le copie dei film. E quindi
mise in piedi un archivio, una dotazione, che poi serviva a tutti quelli che volevano fare attività culturali col cinema. Naturalmente la cosa più importante è che questi film venivano messi a disposizione gratuitamente dall'Umanitaria e dalla Cineteca per tutte le attività culturali, anche tenuto conto che i film hanno sempre avuto un costo anche piuttosto elevato, che spesso non poteva essere sostenuto dalle attività culturali povere. Il fatto di poter avere i film e anche i proiettori che venivano messi a disposizione dalla Cineteca gratuitamente era un fatto importante che consentiva lo svolgersi delle attività culturali di base, chiamiamole così come si chiamavano allora, le attività culturali di base, non ricche ma povere. Sì, ma abbiamo detto quantificare, un numero ce lo puoi dare? Cioè quante pellicole, quanto materiale c'è qui? Abbiamo migliaia di film, documentari, sia in pellicola che in video. No? Il numero ormai non può più essere un numero fisso, perché ogni giorno noi acquisiamo film nel formato, ormai li acquisiamo nel digitale, formato DVD, per cui abbiamo film di tutti i tipi e poi soprattutto noi siamo in grado, attraverso le relazioni che abbiamo intessuto in tutti questi anni, di procurarci film chiedendoli a tutte le altre cineteche, a tutti gli altri centri culturali, a tutte le altre, tu Peppetto, altri centri che hanno... Hai visto tutto? No, non credo che nessuno abbia visto tutto, che nessuno abbia la possibilità di vedere tutto. Ho visto magari quello che mi interessava. Per esempio, fai qualche cosa che... C'è da dire poi anche che io ultimamente mi sto occupando praticamente soltanto di memoria storica audiovisiva della Sardegna. Mentre noi quando siamo nati avevamo una cineteca in Sardegna, per cui avevamo i film della storia del cinema, tutti i film più importanti della storia del cinema, molti documentari che allora si usavano poco, mentre adesso si usano di più, allora si usavano poco i documentari, soprattutto documentari di impegno sociale, politico, anche culturale naturalmente. A un certo punto la Cineteca Sarda è diventata una vera e propria Cineteca Sarda, nel senso che ha cominciato il lavoro della memoria storica audiovisiva della Sardegna ed ha cominciato a raccogliere tutti i film che riguardavano la Sardegna, girati in Sardegna, di autore sardo. Questo progetto ha incrementato moltissimo la Cineteca Sarda verso questo versante, per cui noi abbiamo tutti i film, anche i film di Mario Pischedda sono entrati a far parte di questa archivio della memoria storica audiovisiva della Sardegna. Appunto io mi ricordo che quando noi abbiamo cominciato questo lavoro alla fine degli anni '80, questo lavoro cominciò con il progetto Cinema Città chiedemmo agli autori sardi che allora si affacciavano, i primi autori sardi che allora si affacciavano con l'uso del videoregistratore in Sardegna, chiedemmo di metterci a disposizione i loro materiali. Tra questi appunto c'erano anche i primi film girati nel VHS da Mario Pischedda. Vabbè, lasciamo perdere il sottoscritto, qui c'è tanta altra gente importante che tu hai conosciuto. Sì. No, ma il lavoro della Cineteca è un lavoro che direi che si svolge su vari versanti, non soltanto sul versante del grande cinema, si svolge anche sul versante del cinema cosiddetto minore. La Cineteca raccoglie, non dico che raccolga tutto, ma raccoglie tutto quello che può, tra cui anche i materiali del cinema minore. E per quanto riguarda poi, Mario? Per quanto riguarda poi la
la memoria storica audiovisiva della Sardegna raccoglie veramente tutto, nel senso che oggi non puoi dire che un giovane autore che fa le sue prime esperienze sui primi corti domani non possa diventare un grande... Ripeto, fra i tanti personaggi che hanno attraversato la Cineteca, che ricordi? C'è un ricordo particolare, qualcuno che ti viene in mente ora così, senza riflettere troppo? Forse il personaggio più importante che c'è stato in Cineteca negli ultimi anni, a parte Fabio Masara che l'ha fondata e che tu hai conosciuto, io credo che sia stata proprio la collaborazione che noi abbiamo avuto all'inizio del nostro lavoro con Vittorio De Seta, che ci ha sostenuto, ci ha donato, ci ha dato la possibilità di stampare i Banditi a Orgosolo quando nessuno parlava di Banditi a Orgosolo e nessuno parlava più neanche di Vittorio De Seta in quel periodo. È stato anche uno scambio, diciamo, che c'è stato con Vittorio De Seta, nel senso che lui ha sostenuto dall'inizio la nostra attività e noi abbiamo quasi favorito, se vogliamo, la sua rinnovata voglia di tornare al cinema a lavorare, che appunto... Questo lavoro, Peppetto, ti piace ancora? Sì, certo. Ti appassiona? Mi piace molto e mi piace veramente molto. Io dico sempre di essere stato fortunato a fare questo lavoro. È stato un lavoro che bello, che ancora mi piace, che ancora faccio volentieri, che vorrei continuare a fare ancora per molto tempo, se è possibile naturalmente. Chiudiamo Sì. con un tuo aneddoto così, ci vuoi raccontare un aneddoto che nessuno sa, insomma? No, non esiste. Non esiste, guarda, io ho la porta sempre aperta, come hai visto, perché tutto quello che io faccio tutti lo sanno, perché non c'è niente di particolare. Forse la cosa più curiosa che poi è successa è che quando c'era un ragazzo che voleva di Azzara, che voleva fare una tesi su un film girato nel suo paese, alla fine per trovare questo film, che era stato fatto da un regista francese di origine italiana, però siamo andati e siccome appunto la Cineteca non attraversava molte buone acque dal punto di vista finanziario, noi siamo sempre stati una Cineteca povera, appunto mi sono messo in ferie, sono andato a Parigi, ho recuperato questo regista, ho recuperato questo film adesso è in Cineteca, un film girato appunto in Sardegna, ancora in lingua francese, perché non ha mai avuto la distribuzione italiana. Questo giovane ha potuto fare la sua tesi su questo film, il paese ha rivisto a 30 anni di distanza questo film, è stata veramente una bella esperienza. Arnaldo Pontis, protagonista di che cosa oggi alla Cineteca Sarda? Che cosa devi proporre? Oggi proponiamo un progetto internet molto particolare che si chiama Sardinia Open Cinema. E cioè? Sardinia Open Cinema, guarda, è più facile giocarci che spiegarlo. È un nuovo portale aperto che abbiamo creato per valorizzare la cinematografia indipendente, sarda ma non soltanto, e permette a tutti di gestire i propri video in una forma molto nuova, con la possibilità di aggiungere punti ipertestuali e metatestuali su ogni singolo frame video, quindi posso indicizzare un video aggiungendo informazioni che vado a pescare dal resto della rete, in qualunque punto del mio video. Tu, Arnaldo, hai tante di quelle passioni, dalla musica elettronica alla poesia, al video. Sì, faccio un sacco di cose tutte male. No, le fai bene, ma l'idea del portale su internet era una cosa che avevi in testa da tanto oppure è qualche cosa che... Dal 99, stasera lo spiego.
perché è nata come idea quando ho visto Fight Club, un film molto interessante che nel 99 ha presentato un catalogo Ikea virtuale all'interno del sogno del protagonista. Abbiamo aspettato un po' di anni per trovare il software e la possibilità di farlo. Questo è un progetto di ricerca fatto dalla mia azienda che è Ari Online con Sardegna Ricerche e ci ha aiutato la Cineteca Sarda, il VArt. Qui dentro il portale troverete centinaia di ore di filmati, di cortometraggi soprattutto, che sono il patrimonio storico di 15 anni di Festival Internazionale VArt. Tu poi hai di recente anche commentato musicalmente quel film dedicato a Cagliari. Sì, beh, quella è un'altra cosa, l'abbiamo fatto con Federico Boi, che è appunto il regista, si chiama Cagliari a punti di vista, invito a vederlo, tutti quelli che lo trovano in giro, nelle tante proiezioni che si stanno facendo. Chiudiamo col digitale. Il digitale ormai è una forma di comunicazione nuova, nuovissima, che permette di fare tante cose. Sì, permette soprattutto di rivoluzionare l'uso della cinematografia, che non è più in mano a pochi eletti con finanziamenti e fondi, ma se hai la creatività e se hai le idee, che poi sono quelle che contano, e soprattutto se hai una storia da raccontare, riesci a fare film molto migliori di quelli che passerà il convento. Sono stati digitalizzati in formati diversi, quindi esiste la bassa risoluzione, che è la più semplice da utilizzare attraverso la rete, che sono gli FLV classici dei filmati YouTube o comunque quelli che trovate sulla rete, ma esistono anche in versione HD quando gli autori ci hanno dato la disponibilità di utilizzo, e tutta la parte pubblica di visione utilizza le licenze di diffusione Creative Commons, quindi hanno una forma di diffusione che è molto più avanti del normale copyright che conoscete, perché c'è la possibilità di distribuirli attraverso la rete in alcuni formati, in forma anche non onerosa, purché si rispettino alcune logiche delle licenze Creative Commons, che sono citare sempre la fonte, non farne mai un uso commerciale, eccetera, eccetera. Questo chiaramente per dire due cose sulla proprietà di questi contenuti, che non sono di proprietà del progetto, quindi tutto ciò che è contenuto resta di proprietà di ognuno degli autori che ha messo a disposizione. Antonello Zanda, io ti definisco il maître à penser della Cineteca Sarda. Un mezzo maître à penser, perché la mia altezza non mi consente di essere... Vabbè, Antonello, tu stai organizzando una serie di manifestazioni, di rassegne, di autori molto ma molto importanti. Vorrei che ne elencassi almeno le ultime cose che hai fatto, così la gente si rende conto che la Cineteca è un punto di riferimento a livello regionale, se non nazionale, non solo del cinema ma degli audiovisivi in generale. Sì, diciamo che la Cineteca si muove su diversi fronti. Un fronte importante è quello della promozione e della diffusione della cultura cinematografica, per cui insomma una parte importante delle nostre attività sono le rassegne e le iniziative pubbliche. Però non è soltanto questa la nostra attività, insomma noi ci muoviamo anche sul fronte della conservazione, del restauro, della catalogazione del materiale sardo e anche non solo sardo, diciamo. Per cui abbiamo tutta una serie di operazioni e di azioni che ovviamente si può dire possano essere definite preparatorie, no? Di tutta un'altra serie di iniziative di promozione e diffusione del cinema. Le ultime iniziative che abbiamo realizzato sono per esempio una dignitosa retrospettiva dedicata a Marco Bellocchio, uno dei cineasti più importanti, insomma, attualmente nel panorama cinematografico nazionale, insomma, figura di grande rilievo, e poi tutta una serie anche di iniziative così anche frammentate, disperse, isolate, con autori del cinema sardo contemporaneo. Per esempio l'iniziativa che è appena partita in questi giorni, intitolata L'invisibile
e altri sguardi. Questo è Cinema quello di che avverrà. sardi fuori e dintorni. Questo che no? succederà Esattamente oggi, quello che stasera. succederà oggi, che è già iniziato la settimana prossima, ha l'obiettivo Settimana scorsa. di far emergere dall'invisibilità, senza per questo uscire dall'invisibilità, perché l'invisibilità ha Fascino. ha il suo fascino, di far emergere dall'invisibilità tenendocela, insomma, nell'invisibilità ovviamente con delle connotazioni teoriche specifiche particolari, perché ovviamente noi facciamo in modo che questi film siano visti. I film sono realizzati perché poi qualcuno li veda. Se uno realizza dei film perché nessuno li veda, questo non è per noi molto importante, però è importante il fatto che alcuni autori stiano in una zona delocalizzata della produzione cinematografica, che garantisce una certa libertà di azione, libertà di espressione, capacità anche di comunicazione differente. Possiamo dire che se questi film, i film che stiamo programmando all'interno di questa rassegna di 5 appuntamenti, trovasse visibilità, per esempio in una multisala, sarebbe automaticamente impoverito, no? Impoverito perché ovviamente la multisala in un certo senso annichilisce l'immagine cinematografica. A noi interessa invece rafforzarla, dare anche l'invisibilità quell'importanza teorica che ovviamente... Questa operazione è interessante perché siete i primi a farla. Certo, ovviamente. Qui c'è una vostra primogenitura. Una vostra primogenitura. Per cui quest'area dell'invisibile, che non necessariamente è il destino del suo cinema, ma è un valore quasi aggiunto dell'operazione cinematografica, ci consente di mostrare film che fortunatamente, no, non sono annichiliti, ma che invece trovano spazi di comunicazione, di liberazione dell'immagine in momenti come questi, che sembrano così sporadici, no? Sperduti nel mare magnum di un anno cinematografico che è l'anno della nostra programmazione. E allora abbiamo la possibilità di vedere e di ascoltare autori che appunto nessuno conosce e che non perché noi li proiettiamo diventeranno conosciutissimi, Certo. perché comunque noi non abbiamo appunto questa capacità di far diventare famosissimi degli autori che così vivono nel limbo, in questo limbo di una invisibilità che dà valore al loro lavoro. Certo è importante comunque farli uscire anche in occasioni come queste, in cui è il contesto teorico e concettuale dell'invisibilità che dà valore e dà senso anche alla loro operazione cinematografica. Per cui insomma gli autori come quello di stasera, Simone Lecca, che gioca ambiguamente proprio sul tema della invisibilità, della scomparsa, del nulla e del caos da cui può venire fuori l'ordine del cinema, no? Per cui si parla di qualcosa che non c'è, ma solo perché se ne parla di qualcosa che non c'è, questo alla fine c'è, esiste, e noi lo prendiamo come se fosse qualcosa che Allora Antonio, bypassiamo adesso autori sardi visibili ed invisibili, però ti sei dimenticato di dire una cosa importante. Voi siete avete curato quella rassegna dedicata a Luciano Emmer. sì, Che, l'anno scorso. sì. Sì. Mi piacerebbe che dicessi due battute su questa cosa, perché siete stati forse gli ultimi a... Sì, siamo stati gli ultimi, l'ultima apparizione pubblica di Luciano Emmer, che ahimè un paio di mesi dopo essere stato qui a Cagliari con l'impegno di tornarci, perché per lui è stata una bellissima esperienza e ci aveva promesso che
sarebbe tornato, purtroppo è venuto a mancare. Per noi però è stata un'operazione importante, perché Emmer è uno di quegli autori, per riprendere il tema dell'invisibilità, che in un certo senso sono stati condannati a una invisibilità, però un'invisibilità penalizzante, no? Riproporre questo autore assolutamente importante nel nostro cinema e sentirlo all'età di 92 anni, perché quando è venuto qui a Cagliari l'anno scorso aveva 91 già compiuti, andava per i 92, per noi è stata un'operazione assolutamente importante e felice, e ci dispiace ovviamente di non poterla ripetere. Ultima cosa, Antonello, tu sei direttore della Cineteca Sarda, sei dottore in filosofia, Sì. E ti piace il cinema. L'amore per il cinema quando è nato? Ma è nato insieme all'amore per la filosofia, anzi direi che per le due cose non c'è nessuna differenza. Ecco, questo mi piacerebbe. Il nodo del rapporto, insomma, fra cinema e filosofia è che io ho sempre concepito la filosofia come immagine della parola. Per cui ho sempre pensato alla parola filosofica, ma questo vale anche per la parola poetica, perché hai dimenticato che io mi muovo anche in area poetica. La parola per me è un deposito di immagini che hanno bisogno di uscire fuori di sé, no? La filosofia e la poesia consentono alla parola di uscire fuori di sé e di presentarsi proprio come tali, come parole fuori di sé. L'immagine cinematografica è una delle parti di questa parola, perché uno degli elementi del deposito di cui le parole sono così scrigno è appunto l'immagine figurativa. Ogni parola rimanda necessariamente a un pensiero, a un suono e a un'immagine. Per cui le tre cose, poesia, filosofia e cinema, per me sono intimamente connesse. Allora, Tonino Casula alla Cineteca Sarda assieme a Antonello Zanda, Arnaldo Pontis, per parlare di digitale e di che cos'altro? Di arte? E anche di Berlusconi. Tanto si finisce sempre con... Vabbè, ma di Berlusconi se ne parla talmente tanto che forse è inflazionato, forse è meglio parlare di altre cose che magari sono più sommerse. Qui si dice di invisibili e di cose che si vedono poco. Che devo dire io non sono un cazzo, non si può dire un cazzo. Non si può dire un cosiddetto. Salvo il mio lavoro, se interessa, ma non lo so. Tu, Tonino, ti occupi di arte da quando? Da quando ero bambino, da sempre. Io ero grande sin da piccolo. Sì. Sì. Che cosa ti affascina dell'arte? Oggi l'arte, per esempio, è un qualche cosa di veramente difficile da definire, secondo me. No, non è difficile da definire. L'arte è ovviamente un linguaggio, come tale non deve essere un linguaggio, diciamo, comprensibile, perché l'arte non è che ti dia delle risposte a chissà quali problemi, però ti pone molte domande. Nel momento in cui non capisci bene quello che stai vedendo, quello che stai sentendo, eccetera, il tuo cervello si mette a funzionare. E questa è tutta salute. Il compito dell'arte è questo. Intanto trasgredire le regole che corrono, aiutare gli altri a trasgredirle, fare in modo che ci sia sempre una vivacità intellettuale. E tutto questo avviene quando tu incontri qualcosa che non riesci ad agganciare subito. E quando si tratta di un'opera d'arte importante non riesci ad agganciarla mai. Ci sono delle opere che resistono da secoli a questo assalto. Facci l'esempio di un'opera che resiste a tutti gli assalti. Piero della Francesca. Vabbè, siamo nel classico. No, ma da insomma, mettiamola così, gli artisti sono come assassini che compiono il delitto perfetto.
Per compiere il delitto perfetto devono disseminare il territorio di tracce false, per cui i poliziotti, che siamo noi, no? Che andiamo a guardare le loro opere, le seguono senza arrivare mai a capire chi è l'assassino. Perché ogni volta che pensano di esserci quasi riusciti, si accorgono che c'è un altro indizio che gli era sfuggito e allora devono ricominciare da capo. Piero della Francesca resiste da secoli a questo assalto. Capito? E invece la contemporaneità è difficile, facile da decifrare, capire quando un'opera d'arte che Guarda, rimane oppure no. Come ti rapporti No, tu alla quella- contemporaneità? Quella che rimane, il fatto che rimanga dipende dalla storia. Non so, Caravaggio ha avuto un certo periodo felice, poi l'hanno dimenticato, poi l'hanno ritrovato e così è capitato per tanti altri. Quindi dipende dalla storia. Non so, per esempio gli artisti del realismo socialista sono legati molto a un periodo molto ben definito, il periodo dell'impegno, della dichiarazione politica. Ecco. Queste cose oggi, per esempio, non funzionano più. Allora trovi un sacco di persone che di fronte a questi artisti dici: ma che cosa volevano questi qui? Ma vuoi vedere che erano comunisti, capito? Quindi la storia decide un po' chi deve ripescare, chi deve affossare, eccetera. La cosa importante però per un artista non credo che sia quella di fare durare in eternità le sue cose. Certo. La cosa importante, quello che faccio io per esempio, è sicuro che non dureranno, perché sono plastichette, che sono i DVD, sono roba che non ha memoria, il giorno che cambiano i computer non si capisce più come far girare le cose, quindi moriranno. Abbiamo un futuro senza memoria. Quindi, No, ti faccio una domanda invece, per esempio, Cattelan Sgarbi non apprezza. Come giudichi l'opera di Cattelan? Un no, esempio. giudico che l'opera di Sgarbi non ha nessun senso, questo, cioè che decida che Cattelan valga o non valga non mi pare un'indicazione molto, almeno per me, Sgarbi non mi sembra una persona. Allora, lasciamo perdere Sgarbi. Ok. Il giudizio tuo su Cattelan. Io non lo conosco, quindi non posso dire Beh, nulla. Cattelan è un grande, ha visto che ha portato miliardi di miliardi, l'unico italiano. No, ma dico, è conosciuto da questo punto di vista, oltre che delle ma opere. chi se ne fotte di questo? No, no. Vabbè, a me personalmente piacciono anche le opere, di la verità, indipendentemente dai soldi. No, va bene, ma quella è un ordine di misura oggettivo, ovviamente. Però non è detto che funzioni. Quanti nel passato costavano moltissimo? Quando gli Sì, ma io artisti- non sto facendo adesso, lasciamo perdere i soldi, cioè io parlo per me, a me piacciono proprio le opere di Cattelan, Sì, anche se non valessero nulla. Io le ignoro, quindi non mi interessa. Ma perché le ignori? Perché non lo conosco, non so dirti niente di lui, capisci? Dimmi un autore contemporaneo che ti piace. Tonino Casula. Ah, beh, Che vuoi che ti dica? l'artista soffre di, un po' come tutti gli artisti, di narcisismo primario. No, io capisco quel che faccio. Ah. Lo capisco meglio dei critici che arrivano nel mio studio, si guardano intorno, dopo 5 minuti cominciano a dirmi ciò che io sto facendo. Allora la cosa buffa è che non lo so neppure io cosa sto facendo, Certo. invece lui lo sa, capito? Quanto tempo dedichi all'arte? Tutte le giornate, Natale, Ferragosto, tutti i giorni. Io vado a lavorare tutti i giorni, faccio orario d'ufficio, Sì. sì, dalle 9 a mezzogiorno, dalle 3 e mezzo alle 7, tutti i giorni. Ecco, tu hai fatto questo passaggio, io soprattutto al computer adesso, da quando? Da sempre oppure? No, da sempre, dalla fine degli anni 80, 89, 88, così, sono le prime cose che facevo. Poi ho continuato, sai, queste cose dipendono molto dalla tecnologia, per cui rincorri sempre qualcosa che ti nasce sotto il naso, perché hanno tirato fuori un programma, hanno tirato fuori un nuovo processore, insomma, queste cose ti fanno subito venire in mente molte idee. C'è sempre un periodo in cui queste cose finiscono col giocarti, cioè invece di giocare col computer è il computer che gioca con te, ed è una fase che devi superare subito. Immediatamente devi tenerlo in pugno e farne quello che vuoi, non ciò che lui vuole, perché in realtà le offerte, diciamo, sono enormi, sono straordinarie. Infinite?
Come? Infinite. Sono praticamente Le possibilità? infinite. Comunque, in ogni caso, c'è il bello è di riuscire in pochissimo tempo. Guarda, faccio un esempio. Sì. Quando io facevo le cose da appendere ai muri, lavoravo con la schiena curva, lavoravo ore e ore, mi alzavo che non stavo in piedi, per fare una cosa, sistemare alcune linee equidistanti e parallele. Allora, io potevo immaginarmele, poi potevo ancora immaginare di fare 2 gruppi di linee equidistanti e parallele, e le immaginavo. Poi potevo pensare di prendere questi 2 gruppi e ruotarli leggermente, anche questo lo immaginavo. Se ci ficavo dentro un terzo gruppo, già mi perdevo, allora dovevo farlo. Se lo facevo a mano, impiegavo 15 giorni. Col computer, al computer gli posso dire... Acceleri. Non acceleri, gli posso dire di gruppi di linee equidistanti e parallele, me ne do 18. Il primo gruppo 16 gradi, 18 gradi, 40 gradi, e lui in 30 secondi, paf, mi fa tutto. Allora mi risparmia giorni e mesi di fatica immane con la schiena per capire quel che succede. Con una cosa straordinaria che non sbaglia mai, è cretino però non sbaglia. Per cui se mi dice che il risultato è quello, io mi devo fidare, perché quando me lo dà il risultato non è che io lo posso controllare ficcando il dito e vedendo tutte le linee parallele una per una, perché interviene un problema di percezione visiva, diciamo, per cui si creano dei luoghi di aggregazione dove l'occhio corre a vedere, dove si allontana. Allora, tutte queste cose ti impediscono di capire quel che hai fatto. Però se il computer ha detto che è così, del resto nella vita non fai la stessa cosa. Quando prendi l'aereo e non ti fidi del pilota, e il pilota non si fida della torre di controllo, e quelli della torre di controllo non si fidano del radar, il radar non si... e non ti fidi anche di chi ti vende la carne, la bistecca, è uguale. È il problema della fiducia, diciamo, non intesa come Galvani, ma insomma, il lavoro di un altro o di altre persone ti aiutano anche un pittore che dipinge, in fondo deve comprarsi i colori e qualcuno glieli fa, i pennelli e qualcuno glieli fa, ma anche i libri da cui impara, certo, qualcuno glieli ha fatti, quindi non è che sia... Sono i mezzi che cambiano, e per me sono straordinari perché, guarda, non hai idea adesso questa cosa che io sto facendo, queste cose tridimensionali, che sono scattate quando sono andato a vedere Avatar. E ho detto, cazzo, questo mi piace, no? E quindi l'ho fatto naturalmente con sistemi diversi, perché se lavori col computer non puoi fare quello che fanno nelle sale cinematografiche, ti ci vogliono proiettori diversi, insomma è tutto un sistema diverso. Però l'idea di proseguire questo studio sullo spazio, che nasce da Paolo Uccello, che si dava da fare per riportare tutto su un piano, il da qui a laggiù, questa finzione geometrica, la prospettiva. Lui ne era così innamorato che se la sognava la notte, e siccome parlava nel sonno diceva, la bella prospettiva. La moglie, che pensava che fosse una donna, lo caricava di botte. Allora, c'è tutto questo studio enorme, tutto il Rinascimento, che è salito, fino a Lucio Fontana, che dice lo spazio è dietro la tela. E qua adesso con questa cosa è una continuazione dello studio dello spazio che, se Paolo Uccello vivesse oggi, se la sposerebbe davvero la bella prospettiva. Allora questa cosa è di una felicità che... Un fascino. Felicità è bello, e allora lo fai.